Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come il buon Carlsen, oddio buon, non ci posso mettere la mano sul fuoco, come Carlsen è riuscito a battere e stracciare direi un giocatore da 1864 punti in una blitz amichevole con un grosso handicap, ovvero l'avversario aveva 5 minuti con il nero, mentre il campione del mondo aveva solo 45 secondi, sono veramente pochissimi. Il problema di queste handicap, sai perché non funzionano? È perché è bene che il giocatore avversario ha molti più minuti rispetto al bianco, ma tutto il tempo che utilizza il nero per pensare lo sfrutta chiaramente anche il grande maestro dall'altra parte a suo vantaggio, quindi alla fine il vantaggio è praticamente nullo. Andiamo a vedere come è andata la partita, la commenteremo insieme. E4, apertura di Carlsen, C5, difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, fin qui tutto secondo la teoria. Cambio al centro, cambio. Adesso E5, questa è una variante parecchio insidiosa e bisogna saperla giocare bene. La mossa più gettonata in assoluto è cavallo B5. L'idea di cavallo B5 è quello al momento giusto di piazzarci un cavallo in D6 che va a dare scacco al re avversario e quindi costringe poi praticamente al nero a dare via un alfiere. Inoltre, una volta che la nostra donna avrà ricatturato in D6, il nero avrà una posizione molto ma molto compressa. Quindi per esempio se adesso subito un alfiere 7 si può giocare subito tranquillamente questa mossa. Se invece viene giocata a cavallo F6, ora non si può giocare subito questa poiché a seguito del cambio c'è questa mossa che ci fa perdere. Dunque bisogna prima giocare cavallo in C3 che tiene questo pedone e a seguito di una mossa passiva come per esempio alfiere 7 ora si può giocare proprio questa mossa e a seguito scacco, cambio, la donna qui blocca tutto lo schieramento avversario e impedisce anche l'arrocco, quindi per questo si gioca cavallo B5. Su cavallo B5 la risposta dunque obbligata è D6, D6 impedisce al cavallo di andare su questa casa. Ora C4. C4 si rafforza il controllo sulla casa D5, A6 per scacciare il cavallo. Spesso questi cavalli li vediamo andare in esterno, in A3. In questo caso Carlsen lo ritira in C3. Alfiere 6, mossa d'obbligo. Questa è la casa in assoluto migliore data la struttura di pedoni sul nero. Ora, qui l'alfiere solitamente lo si gioca in E2 e anche il computer la considera come mossa migliore. Carlsen gioca alfiere D3. Non ti so dire il perché di questa mossa, tuttavia comunque è una mossa di sviluppo ed è giocabilissima. Alfiere in E7, arrocco corto, cavallo in F6, H3 per scongiurare tutte le entrate di cavallo, di alfiere su G4 e andando allo stesso tempo, in vista di un finale, a creare una via di fuga per il proprio re in H2. Donna D7, alfiere 3, torre C8, la torre va a posizionarsi su questa colonna andando a creare un attacco a raggi X su questo pedone in C4 e dunque cavallo D2 per difendere questo pedone e comunque sviluppare l'ultimo pezzo leggero del bianco. Andiamo a vedere come è continuata la partita. La partita continua con cavallo D4. Questa non è la mossa migliore. La mossa migliore in questa situazione sarebbe stato cavallo in B4 attaccando l'alfiere che si sarebbe dovuto ritirare o in B1 o in E2. Non è che avrebbe creato grossi problemi, adesso il nero probabilmente si sarebbe dovuto ritornare di nuovo col cavallo in C6, però questa spinta permette al bianco di giocare in modo aggressivo. Cavallo D5, poi ci saranno anche i cambi. Questo cavallo è veramente fortissimo, c'è un ottimo avamposto, tant'è che ora il bianco, visto che questo alfiere, che doveva essere l'alfiere buono del nero, in realtà non fa nulla perché qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, decide giustamente di darlo via per questo fortissimo cavallo. Ora, con quale pedone cattureresti? Con il pedone in C o con il pedone in E? La mossa corretta
è quello di catturare con il pedone in C. In questo modo si ha questa struttura di pedoni, che però è una struttura, diciamo, che crea simmetria all'interno della posizione e devi sapere che quando ci sono delle posizioni abbastanza simmetriche dei pedoni, la probabilità di patta è superiore. Perciò Carlsen sicuramente, sentendosi poi, tenendo conto che c'ha 1000 punti in più dell'avversario come punti di forza, decide di catturare al contrario, creando asimmetria. Il computer giudica questa mossa non come la migliore, ma ne era pienamente cosciente. In più il nero, preparandosi, potrà anche creare questa spinta che creerà grossi problemi al bianco. In più c'è questo attacco su questo pedone, insomma, questa spinta dà del controgioco al nero, ma Carlsen sapeva chiaramente bene cosa fare. Vediamo come continua la partita. B5 all'arrembaggio, B3, B per C4. Ora anche qui si potrà catturare sia di pedone che di alfiere che di cavallo. Il bianco sceglie di catturare con il cavallo. E adesso una mossa che onestamente non ho capito, che è torre B8. Qui c'era la carinissima e semplicissima presa del cavallo, del pedone con il cavallo in D5. Bah, forse non è stata vista o forse si voleva fare in un secondo momento. Comunque, torre B8, cambio dell'alfiere sul cavallo, cambio e adesso alfiere C2. Alfiere C2 permette alla donna di catturare in D4 e crea la solita possibilità anche in un futuro di mettere la donna in D3 con attacco su H7 a seguito dell'arrocco. Arrocco corto, ancora una volta, qui bisognava catturare questo pedone con il cavallo. Forse appunto il nero non l'aveva proprio visto quel pedone. Ti ricordo che era una partita blitz, quindi una partita veloce. Immagino che il nero sia sotto pressione perché sta giocando col campione del mondo, quindi ci sta a fare queste cappellate. Donna per D4, torre in B5, con l'idea di catturare questo pedone. Attenzione a questa mossa che prepara Carlsen è insidiosa, non è imparabile, ma è insidiosa. Ora, anziché cercare di proteggere questo pedone con cavallo in E3, decide di giocare in modo più aggressivo. Torre in F, va in E1. Decide di sviluppare la propria torre, di attaccare questo alfiere che in realtà è protetto dalla donna, quindi minacce proprio imminenti non ci sono. A seguito di torre per, ed è così che va la partita, ora c'è la donna minacciata, però una volta che la donna si sarà spostata in E3, da E3 potrà attaccare l'alfiere, il nero sarà impegnato a difendere questo alfiere o a togliere questo alfiere e poi ci sarà cavallo in B6 con attacco doppio su donna e torre. Questa mossa mise in crisi per un po' di tempo il nero. D'altronde c'è sempre una regola, ragazzi, non sempre bisogna giocare la mossa più forte, ma anche le mosse quelle pungenti vanno molto bene, soprattutto nelle partite blitz, proprio perché date al vostro avversario la possibilità di sbagliare. Più date all'avversario la possibilità di sbagliare e più probabilità questo ha di fare l'errore, quindi di far sì che voi andate finalmente in vantaggio definitivo. Donna e 3, dunque ora si attacca veramente questo alfiere e si minaccia veramente questo doppio di cavallo. Semplicemente era parabile con alfiere di 8, anche se, oddio, sì, non è male, non è male, poi si poteva comunque giocare torre in E8 in futuro. Il nero non so se non l'ha voluta giocare, non so che calcoli ha fatto, ha giocato torre in E8 proteggendo questo alfiere. Però ora segue cavallo B6 che Carlsen ha giocato senza neanche pensarci su due volte. Qui il nero ci ha pensato, ci ha pensato, ci ha pensato, ci ha pensato e alla fine purtroppo ha pensato male. Ora c'è da dire che se qui il nero toglieva la donna, la metteva da qualche parte, non so, per esempio donna in B7, perdeva la qualità. Ora supponiamo una mossa di questo tipo, qui c'erano anche le inchiodature sulla donna, quindi qui era meglio catturare con la donna, insomma avere una qualità in meno contro il campione del mondo non è mai il massimo, ma devo dire che la mossa che gioca ora il nero non è migliore. Torre 5. L'idea che aveva il nero era quello di cambiare tutti i pezzi ed arrivare in un finale, quindi
Nella mente del nero lui ha visto questa successione, questa successione, questa successione, questa successione con pezzi pari. Sì, qui il nero deve organizzarsi, ma con un finale che poi è da giocare. Tuttavia il nero non ha considerato che, aspetta che torniamo indietro, dopo questa, questa c'è una mossa intermedia, uno scacco di cavallo in F6 che permette al bianco di andare in vantaggio di un pezzo. Tac. Vediamo come continua. Alfiere per F6, F per E3, perché queste due torri si devono guardare, e dopo il cambio il campione del mondo esce fuori da questa successione con un pezzo in più. Torre per E3, la partita è praticamente finita, però il nero continua a giocare sperando che Carlsen possa perdere per il tempo. Torre di 1 minacciando il pedone, torre 2 minacciando l'alfiere. Tuttavia questa minaccia non funziona perché ancora una volta il bianco ha una mossa intermedia che è torre di 6, non si può catturare l'alfiere, altrimenti c'è il famoso matto del corridoio su D8. G6, qui il nero crea una via di fuga per il proprio re, appunto per evitare questo matto. Un gravissimo errore sarebbe stato H6. Anche H6 crea una via di fuga, in questo caso la casa di fuga H7 non è utilizzabile poiché c'è l'alfiere che tiene comunque la situazione. Dunque la mossa corretta è appunto G6. Segue torre C6 e guarda come qui non c'entra a fare la tecnica nei finali e tutto. La torre ora bianca in posizione attiva, difende il proprio alfiere, attacca questo pedone. Qui il bianco sta veramente benissimo. A5, ora questo pedone vuole avanzare probabilmente per creare un po' di problemi a questi due pedoni, e qui la mossa corretta è A3. A3 permette di avere una dinamicità di questi pedoni, cioè che al momento giusto puoi decidere quale dei due spingere. Scorretta sarebbe invece spingere a 4. A4 crea purtroppo un buco su B4 e rende difficoltosa la spinta di questo pedone. Oddio, lo si può sacrificare per poi spingere questo, ma perché andare a rischiare? Dunque è più corretta la mossa che ha giocato Carlsen. Il nero continua a torre 3 cercando di attaccare almeno uno dei due pedoni. B4, e c'è da fare i conti con questa mossa. Il nero dice: ah vabbè, però se io catturo, tu catturi, io ricatturo. In teoria sì, in pratica no. Catturo e ora c'è questo bellissimo pedone passato. La torre non potrà andare su B3 perché c'è l'alfiere che controlla, e dunque non so, in questo caso bisognava giocare tipo torre 2 cercando poi di andare in B2, anche se è molto difficile perché il bianco può giocare torre C3 e su questa mossa ti mette l'alfiere davanti e buonanotte. Quindi vabbè, la partita comunque è già andata, c'è poco da dire. Tuttavia il nero qui gioca torre 3, non so con quale scopo, probabilmente con lo scopo di fare questo. Purtroppo è troppo tardi. It's too late, qualcuno cantava. B6, torre in E8, B7, torre in B8, e adesso qual è la mossa che permette al bianco di vincere? Semplicemente torre in C8, scacco. Bisogna correre ai ripari, o si sposta il re o si cattura. E dai la donna al bianco. A questo punto direi che il nero si ritirò. È stata una partita blitz, ragazzi. Carlsen ha giocato con 45 secondi e se non erro ha finito la partita, penso che non era ancora andato sotto i 30 secondi. Dopo controllo bene. Comunque spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!